Ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, oggi abbiamo fatto autostrada del Brennero e siamo usciti a Trento Sud e siamo risaliti per la Val Cembra, tipica per il Portico. Adesso siamo in Val di Fiemme, giusto? Val di Fiemme e stiamo proseguendo per il Passo Rollo. Vedremo come mai fatto neanche noi. Bene, ora vi portiamo con noi in sella e andiamo. Ciao! Ne approfitto per ringraziare tutti i nuovi iscritti e andiamo alla prossima avventura. Strada bella umida. Sarà qui il lago. Infatti stavo guardando. Oh qua. Lago Striminzito mi sembra si chiama. Infatti sembra quasi più un fiume che lago. Guarda che specchio. La spiaggia per fare il bagno. Per metterci i piedi in fresca. No, assolutamente no. C'è un fiume a Visio. Val di Fassa. Mulina di fiamme. Non sembra, guarda per esempio Sì. i rocci, le casette sopra. Zona del Caprino e del Puzzone. È vero? Puzzone o di Moena? Zona di Moena, sì. No? Al di là. Puzzone di Moena. Il Caprino è quello di Cavalese. Infatti il Cavalese è dove? 5 km. Sì. Ha quasi il colore del ghiaccio. Ah! Una bella freschezza. Sì. Oh, guarda là in fondo. Bello però, come vallatina. Sì. Per la volta abbiamo fatto con la neve. Questa volta con i colori dell'autunno. Vero, Cermis. Ah, Sì. è stata la tragedia della funivia del Cermis. Sì. Ha tagliato i cavi in aereo militare, mi sembra, no? Sono passati con l'aereo militare sotto i cavi, con la coda ci ha preso dentro, è precipitata la funivia, sono stati diversi morti. Oh, che bel sole. Sì, là era tutto in ombra, indietro, umido, all'ombra, qua invece almeno c'è il sole. E pecorelle. Una giornata così il 2 novembre da approfittarsene proprio e andare in moto. Sembra una giornata primaverile. Sì, è vero, sembra primavera. Alpe di Pampeago, Val di Fassa. Ah, Pampeago, bello. Predazzo. Ha tutti gli apici gialli là sopra. Sì. È bella comoda come strada, eh? No, infatti. Un po' le strade francesi. La Sportiva. È lì la fabbrica La Sportiva? Eh già, ah no. Fanno i scarponi, Ah, ragature varie. ah.
Hai già segnato? Devi tenere per predazzo. Ah, che bella quella legna di Marco. Caspita, bello! Ma già ti segnati i cuoricini. Ma pensa! Che brassi, oh! Veramente? Che baita di Heidi, guarda. Benvenuti a Bellamonte. The Dolomite Parco National. Volle aperto. Ma neveggio. Eh sì, passiamo da parte di Paneveggio. Infatti l'avevi letto. Sì. Sì, cosa fanno con gli abeti, con gli arici del Paneveggio? No. I violini? Ah, ecco dove l'avevamo sentito. Sì. Ha un legno tipico, una consistenza che va bene per costruire violini. Una volta ho visitato il parco proprio, ci ha accompagnato la guardia forestale e ti spiega. È bello, vedi quei piantoni secolari, una roba merita, in giro. Comunque quando vieni in questi posti sono tutti belli, Sì, non c'è niente da dire. ma guarda che roba là. Certo, l'altra volta l'abbiamo visto con la neve e questa volta non c'è più neanche l'ombra della neve. No, infatti, la volta che era settembre neve, Noi siamo a novembre, luglio, novembre, zero. vero. Però l'idea di essere un forte militare, Ah, l'ho visto anch'io. anche forte austro-ungarico. Guarda che bello. Ci sarà qualche insegna? Vediamo. Forse Buso. Forte Buso, zona della Rosella. Rosella. Formaggio. Ma che bello. Bellissimo. Wow. Ah, sì. Che spettacolo! Bellissimo. Tutto per voi e anche per noi. Passerol, 500 metri. Siamo arrivati. Massimo dello scavalco. Tanto dobbiamo scavalcarlo, no? Sì. Per fortuna che c'è il sole. 17 gradi però. C'era di meno più bassi. Ah, 12 o 13, qua 17. guarda qua, Passerol. Eccoci arrivati. 1984.
spalle di San Martino queste. San Martino, visto? San Martino. Spalle di San Martino. Guarda, Stanno costruendo qualcosa qui, passare con gli sci credo. Che lavoro. San Martino di Castrozza 7 km. Anche il roll è fatto. Guarda che rocce lì. Sono tagliate. Guarda questa è finanza, guarda forestale. Ma poi? Come mai? Che stanno controllando qualcosa. Grandi lavori forse. La finanza? La finanza forestale? Non riesco a leggere. Guarda che zigzag. Sei scesi da là. Bene, il roll è fatto. Adesso facciamo la tappa in direzione Asiago, ma prima facciamo la tappa al Canyon del Buso. Diciamo merita una visitina. Bene, allora adesso siamo in Veneto, siamo usciti da Trentino, stiamo risalendo la Vastagna verso Asiago. Abbiamo saltato un pezzo per filmare tutte tangenziali, riprendiamo da qua, ecco. Come check this. Come check this. Oh, mai salito verso Asiago di qua. Come check this. 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 Come check this.
Vai là sotto? No, forra che andiamo a vedere, vado su quel fiume lì. Sinistra, di lì. Santuario della Madonna del Buso. Qui? Segnava? Sì. Buono. Ma dopo dobbiamo tornare su di qua? Sì, sì, torniamo da questa. Sì. Questa? Sì. Ah no, non è quella. Santuario Madonna del Buso. Sarà quella lì, santuario. Bucato bene, buco. Eccoci. Sei la destinazione. Parcheggio. Attenta che scivolano i scalini. Percorso molto accidentato. Alberi in mezzo a scavalcare, un po' di cose. Però, qua si fa interessante. Ho freddo qua dentro. Guarda che roba. Oh, senti che aria che tira qua. Wow. E tutto questo è stato scavato da un fiume che adesso non c'è più, è asciutto. Ci sei? Veramente. E la moto saranno 200 metri. Accidentati. Wow. Un nuovo Jurassic World. Anche sui dinosauri. Come sei piccola qua in mezzo.
so. Appena c'è un dinosauro qua. Speriamo di no. Prosegue, prosegue. Sempre più stretto. Ah, si ferma qua, c'è un muro. Non ne ho idea. Non ne ho proprio idea. Poi dicevo, c'è da attraversare un po' di tronchi, ma tutto fattibile. Buono, ritorniamo dove siamo scesi e andiamo ad Asiago. Passa sugli altipiani di Asiago, mi sa, Guarda, guarda che belli, Asiago, eccolo qua. Da questo lato non l'ho mai fatto. Vedi subito, da quei prati qua. Foreste di Asiago. Guarda che spesse. Sì, sì, è vero. Bene ragazzi, chiudiamo qua il video, che questa strada l'abbiamo già fatta nell'altro video precedente, se andate a vedere lago e neve. Siamo passati di qua appunto, per cui inutile filmare, poi sta venendo buio, niente. Bene, noi adesso pian piano facciamo rientro a casa. Se vi è piaciuto mettete un like, che fa sempre piacere, e basta, ci vediamo al prossimo giro. Ciao a tutti. Ciao.